sono state presentate al Parlamento 5 proposte di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul banditismo in Sardegna. 2 sono di iniziativa di senatori e 3 di iniziativa di deputati. La commissione parlamentare d'inchiesta è composta d'ugual numero di senatori e di deputati ed ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. Dei proponenti, 2 sono nuoresi, cioè della regione che è il centro nevralgico del banditismo sardo. Il democristiano Gianuario Carta, primo firmatario della proposta di legge che reca anche la firma dell'onorevole Sullo, e l'altro nuorese, eccolo, l'onorevole Ignazio Pirastu, comunista, anch'egli primo firmatario della proposta di legge che è sottoscritta dal presidente del suo gruppo, del gruppo comunista, onorevole Ingrao. L'ultima inchiesta parlamentare sul banditismo risale a 72 anni fa, quando il presidente Crispi incaricò un deputato dell'isola, l'onorevole Francesco Pais Serra, di individuare le cause del fenomeno. Erano anni di acuta crisi economica, il banditismo dilagava. Dall'indagine dell'onorevole Pais Serra emerse un dato rivelatore. Dal 1880 all'87, cioè durante il settennio nel quale l'agricoltura sarda aveva avuto uno sbocco di mercato in Francia, c'era stata una progressione discendente dei delitti, cioè una diminuzione. Si era scesi dai 225 omicidi del 1880 ai 148 del 1887. Chiusi i mercati francesi e caduta di conseguenza l'economia agricola sarda in uno stato di collasso, ecco di nuovo una recrudescenza del banditismo, sino a registrare nel 1894 ben 211 omicidi, cioè una media di 4 alla settimana. Ora, rispetto all'epoca dell'ultima inchiesta parlamentare, il banditismo sardo ha cambiato forme e proporzioni. Indubbiamente il fenomeno del banditismo in questi tempi ha subito un'evoluzione e proporzioni e dimensioni allarmanti. Ha perduto innanzitutto quella traccia, sia pure remota, di romanticismo e di eroismo che lo portava a quasi conferiva un tono epico. Ed è diventato da fenomeno individuale, di soluzione sia pure singolare di problemi economici. Attraverso il furto si creava la piccola proprietà. È diventato un fenomeno organizzato e si è avvantaggiato di tutti gli strumenti della moderna tecnica. Il tragico è proprio che il delitto prevalente in Sardegna in questi ultimi anni è divenuto il sequestro di persone. A chi è estraneo alla situazione, come molti di voi, può apparire che la cosa più sorprendente del sequestro di persone sia il fatto che esista un angolo della terra, la Sardegna, nel quale sia possibile tenere prigioniero un uomo per 3 settimane, per 4 settimane, per oltre un mese, senza che nessuno riesca a rintracciarlo, né familiari, né polizia, né carabinieri. In realtà la cosa più sorprendente è un'altra, ed è che esista un angolo della terra dove 5, 6, 7 persone possono allontanarsi dal proprio paese per 2 settimane, 4 settimane, per oltre un mese, senza che nessuno non solo possa contestargli questa assenza e chiedergliene conto, ma senza che nessuno possa accorgersi. Vedete un paese tipicamente pastorale come Fonni. Da Fonni mancano 1000 pastori e non per una settimana o per un mese, ma per 6 mesi. Com'è possibile andare a individuare lì, in quel paese, ricercare nelle campagne vicine chi si è allontanato per commettere un atto di delinquenza così grave come il sequestro di persone? Questo significa che senza pastore, o meglio, senza la pastorizia nomade a pascolo brado e la natura selvaggia che ne diventa la condizione permissiva, quella nella quale può scomparire senza lasciar traccia e senza essere ritrovato, senza il pastore, senza la pastorizia a pascolo brado, il sequestro di persona non è concepibile, non è possibile, anche se negli ultimi tempi, è vero, si è notato che come complici ausiliari hanno partecipato al sequestro di persona elementi della piccola borghesia urbana per diverse funzioni, per fare il basista o per cambiare le banconote che i sequestratori intuiscono vengono registrate nelle banche e quindi in possesso della polizia
potrebbero porli in condizioni di essere scoperti. E mafia? Sono due fenomeni completamente diversi. Non intendo addentrarmi nella comparazione di uno e dell'altro fenomeno. Devo dire però che il banditismo sardo non si irradia, per così dire, non ha radici profonde nel mondo politico, nei centri amministrativi, nella vita economica. L'inchiesta dell'onorevole Pais Serra stabiliva un nesso, una correlazione diretta fra arretratezza dell'economia sarda e banditismo. Questo rapporto è attuale ancora oggi? Indubbiamente. Un nesso tra arretratezza economica e banditismo è incontestabile. Non si tratta di sola miseria, sarebbe un giudizio semplicistico. La miseria è una componente di una situazione estremamente difficile e precaria. Pensate alla condizione umana del pastore. A 9 anni, appena terminato le scuole elementari, quando ciò gli è consentito, lascia la casa, segue le greggi, entra in contatto con una realtà difficile, aspra, che lo indurisce, entra in contatto con esperienze tristi, entra in contatto con maestri induriti, incalliti spesso nel delitto. E quel ragazzo può sentire la società, quel ragazzo che deve difendere con le sue forze le gregge e la vita, quando i suoi coetanei a Genova, a Milano, a Roma sono allietati dai giochi dell'infanzia, vivono le loro famiglie. Quel ragazzo indubbiamente non potrà essere un cittadino che apprezza i vantaggi della vita sociale, perché di quella vita sociale non ha neppure la più lontana immagine. Un pastore di Sindia mi ha documentato con precisione il suo bilancio dell'anno scorso. Possiede 102 pecore. Ha incassato, data l'annata della siccità che ha dato una resa bassissima, 420.000 lire tra latte, carne e lana. Ha speso 570.000 lire per l'affitto del pascolo che poi non gli ha reso erba. 3.000 lire al giorno di mangime per 3 mesi, quindi 270.000 lire più altre spese varie. Ha speso 1.200.000 lire e più contro un incasso di 420.000 lire. Dopo avermi documentato questo bilancio, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: onorevole, io ho moglie e 4 figli, sono in passivo di 800.000 lire in un anno e devo vendermi il gregge. Lei nelle mie condizioni che cosa farebbe? Io ho capito qual era il suo pensiero, ho detto: non prendere il fucile, e neanche io l'ho preso, ma non l'ho preso perché la zona non si presta e perché io non sono così giovane da poter fare il latitante, ma altri non si rassegnano, e tra migliaia di pastori vi è chi invece ricerca la via disperata del banditismo. I latitanti e i fuorilegge in Sardegna sono molti, ma il più grosso latitante, il più grosso fuorilegge è lo Stato italiano dall'unificazione ad oggi, nell'ultimo secolo. È estraneo e distante dal problema dell'arretratezza nelle nostre campagne, senza rimuovere la quale il banditismo resterà un fenomeno permanente nella nostra isola. Si parla solitamente, e forse anche qui dando corpo alle ombre, di separatismo dei sardi. I sardi non sono separatisti. I sardi credono profondamente nell'unità nazionale e tutta la loro storia, tutti i loro sforzi, tutti i loro movimenti politici sono portati non a essere separati dall'Italia, ma a essere più italiani. C'è purtroppo nella storia un separatismo alla rovescia. È lo Stato italiano che è stato molto spesso separato dai sardi, non la Sardegna dal resto del paese. Taluno pensa che la inchiesta parlamentare sia o possa diventare un espediente dilatorio. Si esplora, si investiga la realtà e non si interviene in concreto alla rimozione delle cause del fenomeno. Ma è così? Non sono di questo avviso. Io ritengo che l'inchiesta sul banditismo ci serva per conoscere le cause, ma per fare conoscere noi, perché io sono convinto che non solo gli italiani, ma neppure i parlamentari conoscono la nostra realtà, conoscono noi sardi. Sono convinto che in moltissimi italiani, e senz'altro in perfetta buona fede, Sardegna uguale banditi, e tutti i sardi siamo coinvolti in questo giudizio che è sempre ingiusto. Nuoro, la mia città, punto nevralgico del banditismo. 25.000 abitanti, è un grosso paese più che una città, ma quanti Nuoro non esistono in Italia? C'è una Nuoro a Milano, c'è una Nuoro a Genova, a Torino, a Roma, cioè comunità di sardi, di nuoresi
Ebbene, voi li conoscete quei sardi. Hanno forse il volto dei banditi. Li conoscete nelle fabbriche, nei cantieri, li avete accanto a voi. Avete forse i vostri figli, amici e compagni dei loro figli. Forse quelle comunità hanno mai turbato la serenità di Genova, di Milano, di Torino, di Roma. Dico, una Nuoro a Roma, una Nuoro a Genova, una Nuoro a Torino, forse ha significato un turbamento dell'ordine, della convivenza, della civiltà di quelle città. E allora è chiaro che dove il sardo può vivere, operare, lavorare, inserirsi nella civiltà, diventa milanese a Milano, romano a Roma, genovese a Genova, perché si sente profondamente italiano.